Scettico sul referendum che taglia il numero dei parlamentari, Roberto Marcato, assessore alle attività produttive nella giunta di Zaia e leghista di ferro, ha le idee chiare sulle prossime elezioni regionali. Vietato per i leghisti storcere il naso sul voto di lista che in Veneto favorirebbe la lista Zaia su quella della Lega. Il fatto della circolare non è un diktat di Salvini, è una decisione che abbiamo preso noi come direttorio Lega regionale assieme al Presidente Zaia, anzi è stato lui il primo a dirlo, e cioè che la Lega, le sezioni della Lega, i militanti della Lega devono correre, ma come è naturale che sia, per i candidati della Lega. Siccome qualcuno immaginava che non dovesse essere così, noi abbiamo semplicemente ricordato un principio fondamentale del nostro partito: i leghisti corrono per i leghisti, punto. Referendum o meno, alleanze o meno, il tema principale sullo sfondo rimane quello dell'autonomia del Veneto. L'accordo con Fratelli d'Italia e Forza Italia l'abbiamo fatto ed è un accordo, l'autonomia è imprescindibile da qualsiasi altra iniziativa politica. Quella è la madre di tutte le battaglie, quindi sarà un Veneto autonomo, io me lo auguro, perché altrimenti non ci sarà maggioranza di centrodestra. La crisi economica però si fa sentire ed è qualcosa di concreto su cui tutti i veneti chiedono di intervenire. Ma quello di aiutare le imprese, noi l'abbiamo fatto con il progetto Ora Veneto, abbiamo messo quasi 600 milioni di euro per le nostre imprese, usciranno nei prossimi mesi gli altri bandi, bisogna continuare a lavorare su questo e bisogna continuare a interloquire in maniera serrata con il governo perché vengano presi provvedimenti che siano davvero utili, perché le cure omeopatiche come quelle che sono state immaginate fino ad oggi, cioè poco a tutti, non servono a nulla. Bisogna dare tanto a chi ne ha veramente bisogno, devi dare tanto alle aziende che possono tornare a correre, dare i 600 euro a tutti a prescindere dal bisogno, dalla condizione, non ha nessun senso.